Bella raga, ciao a tutti, dal Commendatore Veneziano, torniamo su WWE. Non ho fatto più video perché avevo altre cose da fare onestamente, ma torniamo sulla WWE con l'ultimo passaggio, quello del Money in the Bank con la vittoria di Triple H e anche il Cume che ha vinto il titolo degli Stati Uniti. Allora ragazzi, un'importante novità, c'è stato un cambiamento nel roster, Triple H e Ric Flair sono passati a SmackDown, mentre Christian ed Edge a... perché Triple H ha voluto andare a SmackDown con il suo compagno di tag perché vuole vincere il titolo universale a SmackDown. Quindi Triple H lascia Raw, incredibile, pazzesco. Bene, andiamo. Rivediamo il programma, cosa ci impone. Allora, qua abbiamo un tag che facciamo, lo simuliamo. Qua abbiamo un titolo hardcore. Un titolo hardcore. E vediamo se Cactus riesce a tenerlo. Vai. Abbiamo tanta carne al fuoco oggi. Vai. Vai ragazzi. Cactus Jack. Il titolo hardcore è proprio perfetto per lui. Vai raga. Andiamo. Ci riprendiamo anche un po' la mano. Aia, subito Cactus Jack in difficoltà. Apollo vuole il titolo. Apollo lo pretende. Ricordiamo, comunque ho dovuto sistemare alcune cose. Stacy Kibler è riuscita a incassare il Money in the Bank, quindi Stacy, che è la nostra fidanzata anche, ha vinto il titolo femminile. Guarda Cactus, signori. Aia. Ci sono titoli in palio qua. Dai Cactus. Diventa un po' Jack. Grande. Bello cattivo. Vuole mantenere ancora il titolo Cactus Jack. Dai vecchio, su. Vieni da Paparino che è goloso di dolci. Molto bene. Aia. Ai ai ai, brutto questo. Aia. Soffre Cactus. Attenzione, sarà la fine di Cactus. E si salva Cactus Jack. Aia, ancora sì, mamma mia. Botte risposte paurose. Ma Cactus Jack non molla. E vaffanculo, è un po' troppo prevedibile qua Mick Foley, perché è un po' Mick Foley lui comunque, Aia. Questa l'ho sentita anche di brutto. Il crollo puro. Oi. Oi! Mamma mia! Mamma mia! Crisi per Cactus. Crisi, non riesce a fare un colpo Cactus Jack. Apollo Crew vuole prendersi il titolo. Finora saldamente nelle mani di Cactus. Aia. Niente da fare ragazzi. Il crollo di Cactus. Si salva ancora perché Cactus Jack ha una forza incredibile. Ma non riesce a fare una mossa. È in balia dell'avversario Cactus.
Mamma mia. E si salva ancora, ragazzi. Non si sa come. Vediamo se c'è il... Mamma mia. Vediamo se Cactus riesce a svegliarsi. Vai, Cactus. Cactus ci prova. Ah, e la fallisce, però. Aia, è bruttino anche questo. E ancora sofferenze atroci per Jack. Apollo Crews sta veramente distruggendo l'avversario. Mamma mia, sta morendo Cactus. Ok, ci sta provando. Ci sta provando con il cuore, ma forse il titolo è andato. Deve fare più che un miracolo qua Cactus Jack. Bravo Cactus, sta risvegliando dal nulla. Cactus si risveglia dal nulla. I coglioni. Ma si salva Cactus. Mamma mia, ragazzi. Sarà un'impresa per Cactus Jack recuperare. Aia. Pesante powerbomb. Sarà durissima adesso. E si salva ancora Cactus. Non si sa come, ma Cactus si salva. Sta finendo il regno di Cactus. Forse è vecchio Cactus. E Cactus ancora rientra. È rientrato Cactus. È rientrato Cactus. Guardalo. Mamma mia. Neckbreak di Cactus. E ci riprova Cactus. Ci riprova non si sa come. Non sa dove trova le forze Cactus. E ancora però. E si salva però ancora Cactus. Non ha senso tutto ciò. Aia. Rope break. Aia. È stanco Jack, ma sta recuperando Cactus. Pesante questa. Ci prova. Vediamo se il titolo passa di mano. E si salva ancora Cactus. Non ce la fa più 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 Cactus. Forse sì. Forse ce la fa. E ancora si salva Cactus. Bravissimo. Mamma Cactus. Mamma Cactus. E prova ancora la finisher. Non si sa da che forze trova Cactus. Eccola qua. Vediamo se mantiene il titolo in maniera assurda. 1, 2. Si salva anche Apollo. Ma questo è un match leggendario. Bravo Cactus. Cactus sta veramente massacrando. Adesso, ripeto, non si sa come. Non si sa come. E finisce qua. È pazzesco. Cactus si salva e mantiene il titolo hardcore. Ragazzi, sarà dura batterlo Cactus. Sarà molto dura battere Cactus. Ragazzi, Cactus Jack, il fenomeno dell'hardcore. Allora andiamo avanti. Qua abbiamo un titolo. Qua abbiamo il titolo. Allora abbiamo il titolo. Abbiamo Damiano contro il Cume.
estesi. Molto bene, molto molto bene. Questo va fatto ovviamente. Vediamo se Damiano riesce a ristrappare il titolo al Cume. Sono molto curioso, onestamente. Vai. Ok. Ed entra il campione, signori, che difende il titolo. Guardatelo, guardatelo, è meraviglioso. Una delle cose più belle in natura, signori. Vai, Cuba. Vai, vediamo se il Cuba riesce a tenere il titolo con Damian. Il Cuba sembra di un altro pianeta. Però il Cuba ha detto che vuole avversari più importanti di Damiano. Fa un po' l'arrogante veneziano. Oh. Aia. Ciao Damiano. Ok. Come show, signori, come show. No, Fio, non c'è niente da fare. Damiano ha poco da parlare. Esiste only Cume, only Cume. Scusate un attimo, raga. Scusate ragazzi, telefonata come al solito. Si è spento anche il joystick, molto bene. Vai. E andiamo a vincere il titolo Stati Uniti. No, vabbè, ma ferma il Cume, è un'altra cosa. Cioè, Damiano è una cosa vergognosa, Damiano, dai. Ecco, se no siamo cagate, grazie. Comunque la vittoria di Cactus è incredibile. Meravigliosa la vittoria di Cactus. Certo che il fatto che The Game se ne sia andato da... Oh, è pazzesco, eh. It's incredible. No, niente, non sbaglio sempre questa. Aia, aia. 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 Very good. No, la cagatissima. Ole. Fantastic, Cume, fantastic. Il Cume deve farlo diventare un punto forte. Comunque a fine anno ci sarà una draft lottery dove diciamo proprio in maniera casuale 3 lottatori da Raw passano a SmackDown e viceversa, chiaramente gente che non ha il titolo, così da rendere sempre il roster vario. Attenzione però, Damiano sta recuperando. Comeback di Damiano. Adesso ci canta zitti e buoni. Vai Damiano. Aia. Il Cume sta un po' dormendo adesso. Aia. Aia. Adesso c'è il dominio di Damiano. Ole. Basta, il Cume si è incazzato, signori. Il Cume ha messo anche manetto, Attenzione, signori. Il Cume non è messo benissimo. Boom. E vaffanculo. Aia. No. Pensava lui di farcela. Vediamo, il Cume ci prova. Il Cume ci prova. Il Cume ci prova. RKO a segno. 1, 2,
Si salva Damiano, si salva Damiano. Eccolo qua, il Cume ci prova. Il Cume ci prova a rompebracche. Il classico rompebracche daminiano. Scusate ragazzi, la pazzia. Signori, il campione degli Stati Uniti, Cumendone veneziano, sta dimostrando al mondo di essere un grande. Vieni da Paparino, che è goloso di dolci stasera. E dopo ci sarà la fidanzata del Cume, il manager, che lo mena bene. Stacy. Cosa fa il Cume? Atti sessuali con Damiano? Mamma mia. Lo sta massacrando. Oh. It's fantastic, Cume. Dai. Aia, brutta questa. Aia. Non simpatica questa. Questa l'ha sentita veneziano. Rob break salvato veneziano. L'unico uomo che fa wrestling con il Rolex d'oro. E si salva ancora il talentissimo. Questa è la prima difesa per veneziano. Bravissimo Cume. Il Cume continua. È memorabile. It's memorabile Cume. Memorable. Memorable. Non dà fiato a Damiano. Aia. Però se la sta giocando Damiano, eh. Noi pensiamo che se Damiano perde questa, ovviamente, sarà fuori dalla possibilità di vincere il titolo degli Stati Uniti. Attenzione a veneziano. Non ci credo. Ai ai ai, perdere anche io. Crollo cumendiano, forse c'è il crollo. Veneziano si salva. Bravissimo Cume. Molto bene. E si salva anche da questo. Ma Damiano c'ha un culo che è più grande di lui. Aia. Ciao. Dropkick. Signori, sentenza cumendiana. Classica sentenza. Il Cume ci riprova. Archeo a segno. Vediamo se ce la fa. 1, 2, 3. E il Cume mantiene il titolo. Il Cume mantiene il titolo. Non è ancora amato dal pubblico. Il Cume domina però oggi. Stacy che deve difendere il titolo per la prima volta, che ha incassato il Money in the Bank, che non l'abbiamo visto perché stavo sistemando delle cose. Purtroppo ce lo siamo persi. Ma ha battuto Trish Stratus. E adesso vediamo Stacy. Bella come il sole. Se riesce a mantenere il titolo. Aia. 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 Al momento Stacy in grossa difficoltà. Sicuramente Stacy non fa della bravura a livello di ring, la sua arma micidiale. Le sue doti sono altre. Ha fatto già un miracolo. Aia. Stacy si salva adesso, però forse una delle più belle divas della storia.
Però Stacy. Te la godi, Stacy. Magari, cazzo. Con tutto il rispetto per la Lynch. Aia. Grossa difficoltà Stacy, però, Mamma mia. Becky Lynch è una bestia, ragazzi. Però Stacy ha il cuore, oltre che il culo e le gambe e tutto. Brava Stacy. Brava Stacy, brava. Aia. Questo non ci voleva. Però sembra veramente di un altro pianeta, come stats, come tutto. E qua corrono. Niente, la sbaglio sempre, oh. Aia. Ci vuole un'impresa. Stacy è la prima difesa del titolo, ma sembra già in grossissima difficoltà. Stacy, zio, che non perdere subito. Mamma mia, stava perdendo. Incredibile, incredibile. Era finita, Stacy si salva. Non si sa come, ma Stacy si salva. Ma non gli fa niente, ragazzi. Aia. Forse è durata anche troppo, Stacy. Mamma mia. Aia. Aia. Boom, brava Stacy qua. Si salva di cuore. Aia. No. Grande Stacy. Usa le leve lunghe. Aia. E che Becky Lynch veramente sembra di un altro pianeta a livello di lotta. Aia. Aia. Ok, usciamo che è meglio. Niente. Non riesco a muovermi. Stacy è finita, ragazzi, Aia. 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 E si salva. Grande Stacy. In grande recupero. Brava Stacy. Si carica per farli da finisher fuori dal ring. È pazza la Stacy. No, cosa fa? No, no, no. Attenzione. Forse vince così, è pazzesco. È andata di culo qua Becky. Attenzione, Stacy un po' in rimonta. Che match, ragazzi, che femminile, è bellissimo. Grande Stacy. Anche le donne dicono la sua, oltre a essere belle, sono anche toste. Brutto questo calcione. C'ho le gambe sul punto forte della Kibler. Aia. Ah, madonna, questo l'hanno sentito anche gli antenati di Stacy. Eccola là.
Aia, è finita forse. È durato anche troppo il titolo di Stacy Keibler, che non può nulla contro Becky Lynch. Dopo aver incassato il Money in the Bank, Stacy Keibler crolla. Crollo staciniano. Dispiace per Stacy, ma era veramente impossibile. Però almeno è stata campionessa per qualche giorno. Boh. Perfetto. Il puntatone di Raw si chiude così. Vediamo chi vince. Rollins, Jericho, The Rock. No, Demon, cavolo. E qua nella grande rivalità, alla fine Shawn Michaels. C'è Goldberg con Shawn Michaels. Ok. Andiamo a SmackDown. Ragazzi, andiamo a vedere SmackDown, che ha solo un match, diciamo, che mi interessa, perché qua Charlotte vince, Kurt Angle vince, Brett vince, Chris Master vince, Battista vince, Sheamus vince, abbiamo John Cena e Roman, e questo me lo voglio fare. Sinceramente, siamo con Cena. E vediamo, ragazzi, perché qua c'è nell'arena, c'è l'alone di Triple H, ragazzi, Vai. Ecco Romano, il campione del mondo, che entra con arroganza. Si sente lui il più forte, si sente lui il più grande. Guardatelo. Ecco Romano. Cazzo. L'avevamo detto, ragazzi. L'avevamo detto. Mamma mia. Non gli interessa. Triple H non interessava vincere. Voleva solo far vedere a Romano che c'è anche lui, ragazzi. Mamma mia. Mi ha proprio spezzato la schiena, cacchio. Quindi Roman vince alla fine, non si è visto John Cena, ma Triple H è entrato in arena, quindi si prospetta forse un triple threat match. Romano campione, John Cena, e l'incasso del Money in the Bank di Triple H. Ragazzi, si prospetta veramente il prossimo pay-per-view ricco di emozioni, perché se veramente sarà il triple threat Cena, Triple H e Romano, sarà qualcosa di epicus. Ci becchiamo per il prossimo video, che sarà un avvicinamento a WrestleMania Backlash. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!